Quando noi facemmo il progetto generale di restauro, perché il progetto generale di restauro dell'abbazia fu approvato nel 2005, però poi il progetto generale veniva attuato attraverso degli stralci esecutivi, stralci che naturalmente potevano essere fatti fare solo quando il comune poteva disporre della cifra necessaria per farli. Il primo stralcio è stato finito, mancano pochissime cose che stiamo finendo ora, con dei risultati che sono stati veramente splendidi, perché abbiamo centrato tutto il lavoro fatto in modo da dare un risultato concreto e non dei semilavorati, un risultato concreto che consentisse alla cittadinanza già fin da subito di impadronirsi di determinate aree, come è stato il chiostro, come adesso stanno dei passaggi attraverso il chiostro per il parco Munari e il parco Ferracini, che sono alle spalle dell'abbazia, e in più tutta la bellissima sala dei convegni, che adesso viene usata molto spesso, da quanto mi risulta. Adesso il fatto di mettere a fuoco prima e poi di restaurare il resto delle barchesse è stato, io non dico, ma è stato un regalo della provvidenza, perché dentro di me avevo sempre pensato che il restauro delle barchesse sarebbe stato forse l'ultima cosa che avremmo potuto fare, perché era talmente difficile pensare di avere un finanziamento per una parte così meno, chiamiamola, importante sotto il profilo strettamente artistico, culturale, che non il chiostro, che non le varie sale del monastero. E quindi pensavo chissà quando, invece questo bando della regione che ha messo a fuoco l'opportunità di utilizzare le barchesse per scopi che gli erano congeniali alla vita stessa del monastero, questo ora et labora dei frati, che in sostanza esercitavano quale lavoro? Non un lavoro aziendale fisso per produrre determinate cose, ma un lavoro che corrispondeva alla passione e alla vocazione di ciascun frate. C'erano stati quelli che si occupavano di mettere a posto le parti lignee e quindi lavoravano su strutture, lavoravano sui carri agricoli, quelli che si destinavano al vino, quelli che si destinavano alle parti metalliche, fabbri, eccetera, quelli che copiavano i codici. Insomma, c'era un mondo che viveva a fianco ed era sostenuto da questo lavoro, che rendeva lo stesso monastero un compendio, diciamo, di popolazione speciale come sono i frati, molto gradito dalla popolazione della città, perché gli portava a un livello più alto di quello che era la media delle aree agricole, insomma. Quindi penso veramente che questo fatto di mettere botteghe artigiane che sono legate al recupero anche di fatti storici all'interno di un insediamento che storicamente era vocato a questo scopo è il massimo che si poteva ottenere come obiettivo nel moderno restauro di questo pezzo dell'abbazia. Per cui mi auguro veramente che ci siano delle piccole attività, piccole e medie attività artigianali, culturali, come vanno definite, che possono trovare sede e soddisfazione di stare insediate in posti così storicamente, diciamo, legati anche al loro presente. I lavori però hanno una certa durata, in quanto si tratta non solo di ricostruire e di salvaguardare quello che è già costruito di tutte le 7 unità che sono poi quelli che vengono create con il restauro delle barchesse, ma si tratta anche di dare una struttura che consenta, attraverso gli impianti che vengono forniti, di dare alle imprese artigiane la possibilità di portare solo i loro specifici macchinari, quelli necessari al loro specifico tipo di lavoro, dando però tutti gli impianti luce già fatti, illuminazione già fatta, sistemi di apertura e chiusura della grande vetrata che è davanti per poter usufruire anche della facilità di carico e scarico di oggetti ingombranti di fronte alla campata di ciascuna di queste unità
che sono le singole aree destinate all'impresa artigiana. Le misure sono circa in media sui 70 metri quadrati l'una e quindi rappresentano una buona superficie media che consente di lavorare in uno spazio relativamente attrezzato per unità che vanno dalle 2 alle 3 persone ciascuna e che quindi hanno a disposizione minimo 15, 18, 20 metri quadrati, che a mio avviso è una cosa veramente ottimale. Poi c'è una sorta di sinergia perché tra tutte si forma, non dico un senso di condominialità, però ci sono servizi comuni, reti comuni di scarico, reti comuni dell'acqua, reti comuni del gas che in qualche maniera aiutano anche a formare un tessuto che trasferisce da una unità all'altra non solo teoriche o possibili amicizie tra i singoli operatori, ma anche quello che è il know-how di ciascuno, per cui si diffonde già a livello della rete, chiamiamola così, degli operatori, che è il primo livello importante, il fatto di vedere altri che fanno cose in modo buono, addirittura eccellente, e che questo è un traguardo che può essere raggiunto da tutti quelli che in qualche maniera concorrono a formare questo gruppo di imprese che inevitabilmente trasferiscono tra una e l'altra queste loro conoscenze. Per quantificare il tempo previsto penso che siamo sull'ordine di 14 mesi, grosso modo, non di più, insomma. Il restauro purtroppo chiede sempre dei tempi lunghi, che sono dovuti prima di tutto agli eventuali elementi che in sede di progettazione non possono essere conosciuti, perché se io scavando un pezzo di fondazione trovo dentro un resto archeologico devo fermare, chiamare la sovrintendenza, sapere come mi devo comportare, presentare eventuali progetti alternativi, e queste cose da sole fanno perdere 1, 2, 3 mesi a seconda del tipo e della gravità di questi ritrovamenti, e poi fanno cambiare anche i costi e in questo caso quindi c'è anche un problema non minore per un appalto che ha dei costi fissi determinati e assolutamente non superabili, perché qua lavoriamo con l'oculatezza che ha messo in modo speciale appunto il Comune di Badia in tutti i lavori finora fatti nell'abbazia, insomma, quindi con dei binari molto determinati e con dei confini strettissimi non superabili.